Questa trasmissione è offerta da Modesto Ascensori. Ben trovati qui al Punto Telefriuli con il sindaco di Tarcento, Mauro Steccati. Benvenuto sindaco. Buongiorno, grazie dell'invito. Bene, allora passiamo subito con la polemichetta che avete lì a Tarcento su questi stabili per l'accoglienza, insomma gli affitti eccetera. Cosa è successo? Improvvisamente ha preso fuoco di nuovo la campagna elettorale? Ma ormai la campagna elettorale appunto, è finita in ottobre, non solo, da parecchio tempo. No, se lei si riferisce agli alloggi che abbiamo disponibili, no? Sì. Gli alloggi che abbiamo disponibili che qualcuno della minoranza pensava si dovessero riservare ai profughi ucraini, quelli che provengono qui dalla tragedia della guerra in Ucraina. Ebbene, noi non potevamo farlo questo perché questi alloggi, come ben si sa, come ben è stato documentato, non sono arredati e alcuni necessitano di lavori anche consistenti. Questa è la pura verità. Sì. Quindi il clima in Consiglio è quello di sempre, insomma, maggioranza, opposizione, mi pare che è sempre un po', non dico combattuta, ma comunque un confronto sempre intenso. Sì, no? sì, diciamo che il clima è abbastanza, peperino. Peperino, bene. Allora, poi ci sono gli altri lavori in corso, no? Sono tanti lavori, tanti cantieri, mi pare, aperti dall'ultima gestione che poi adesso stanno prendendo corpo, no? Sì, questo ci fa molto piacere. Ricordiamo che abbiamo, nel mandato che si è concluso appunto l'anno scorso in ottobre, ci siamo attivati parecchio per sistemare la viabilità stradale. Era uno dei nostri punti in campagna elettorale e nel mandato scorso abbiamo asfaltato e ripristinato tratti stradali per oltre 80.000 metri quadri, per un importo di circa 1.200.000 euro e il 90% di fondi propri comunali. Continuiamo con questa nostra strategia, questa nostra manutenzione e adesso abbiamo in previsione di asfaltare per altri 370.000 euro. Tratti stradali ovviamente. Quindi, che sono i più ammalorati. La mappa stradale viene diciamo rivista? Ecco, certamente, chi vuole vedere può vedere che la viabilità stradale è migliorata parecchio in questo periodo. Ecco, altre attività, le scuole sono già messe a posto, mi pare, no? Come lavori importanti, stiamo appunto, mi auguro che vengano completati i lavori per l'inizio dell'anno scolastico prossimo di sistemazione di vulnerabilità sismica del plesso scolastico di Viale Matteotti, che è quello dove insistono le scuole che una volta si dicevano elementari, no? Adesso sono le scuole primarie. È un lavoro molto importante, complesso, anche perché bisogna lavorare in presenza, c'è la presenza della didattica, adesso le scuole sono concluse, per cui cercheremo di dare un'accelerata e poter consegnare per i primi di settembre la scuola completamente ristrutturata. Ecco, il bilancio l'avete messo in sicurezza, mi pare, no? Le tasse e la pressione fiscale come li ha? Il bilancio previsionale è stato approvato i primi di aprile, è un bilancio che non ha visto nessun aumento di imposte, un bilancio messo in sicurezza, un bilancio in cui non abbiamo fatto accesso ai mutui, quindi abbiamo anzi ridotto il debito pro capite, il debito complessivo del Comune di Tarcento. È un bilancio che vede alcuni interventi a sostegno anche delle categorie imprenditoriali. Ultimamente abbiamo approvato proprio una delibera di giunta in cui esentiamo fino alla fine dell'anno, 31 dicembre 2022, gli esercenti, proprietari dei bar, che occupano il suolo pubblico con i loro tavolini, ma anche gli operatori economici, quelli del mercato e gli ambulanti. Quindi non si paga l'occupazione, quella che una volta si chiamava occupazione del suolo pubblico, che adesso è il canone unico. Ecco, quindi voi siete venuti incontro a queste categorie che stanno riprendendo un po', no? Diciamo che vabbè che insomma, la situazione è un po' disgraziata, ma insomma. È un piccolo segnale, sappiamo che non cambia la vita, però è un segnale per far capire ai commercianti che li sosteniamo e siamo tutti dalla stessa parte, anche in previsione di quello che secondo noi sarà un periodo molto duro che comincerà sicuramente con l'autunno prossimo venturo. Anche perché le energie stanno salendo, quindi dovreste rivedere molti preventivi, molte situazioni di budget, no? Tutti i segnali non sono positivi, vediamo l'aumento dell'inflazione, ma l'aumento dei costi energia, metano, qualsiasi costo che il comune, ma anche le singole famiglie, gli imprenditori devono sostenere, vede
degli aumenti considerevoli, consistenti. Le associazioni hanno ripreso l'attività, però dopo la pandemia adesso insomma la gente ha preso più coraggio e no? Mi pare che già qualche evento si sta delineando, no? Diciamo che dopo 2 anni di pandemia, oltre 2 anni di pandemia, le associazioni si sono sempre mantenute, come dire, attive, però non si potevano fare eventi in presenza. Però sono sempre state attive, sono sempre state pronte, abbiamo collaborato parecchio per quello che si poteva fare. Adesso c'è voglia di ripresa, c'è voglia anche da parte della gente di partecipare, infatti gli eventi sono tutti partecipati e si vede molto numero, adesione di persone a queste manifestazioni. C'è un programma molto ricco, un programma molto articolato, anche noi non dimentichiamo che gli eventi più importanti come quelli dell'Epifania, del Pignarolo eccetera, anche se ridotti, hanno avuto lo stesso grande afflusso di pubblico e comunque anche grande successo. Avete mantenuto sempre la tradizione viva, no? Senza... Ecco, abbiamo mantenuto quello che proprio in questo caso si può dire, abbiamo mantenuto in piade la flamme. Le fiamme. E poi c'è sempre il mercato lì, no? A Tarcento che ha ripreso adesso oppure? No, il mercato, noi abbiamo il mercato settimanale e il mercato del contadino, entrambi in Piazza Libertà. Adesso, se lei si riferisce alla prossima fiera di San Pietro, che sarà un mercato molto grande, sarà l'ultima domenica di giugno, la festa di San Pietro speriamo di fare tutto esaurito, anzi colgo l'occasione per invitare la gente a venire a partecipare a questa grande manifestazione che è una festa tradizionale storica, religiosa ma storica per Tarcento. Sì, bellissimo, anche perché mi pare che oltre ai comuni viciniori, anche da Udine, dalla Bassa, insomma, attira un po' di gente, no? Che è sempre una cosa piacevole venire su a Tarcento a vedere un po' come vanno le cose. Poi lei è anche presidente della comunità di montagna Natisone, no? Sì, Natisone. Ecco, come vanno le cose? Perché lì mi pare che avete fatto un bel gruppo e state progettando, no? Sì, diciamo siamo 15 comuni, sono 15 sindaci e stiamo lavorando bene, io dico che stiamo lavorando bene. Ovviamente dobbiamo scontare quelli che sono i problemi del momento, la scarsità di personale ovviamente. Abbiamo fondi, però la scarsità di personale è anche la possibilità quindi di progettare, di seguire i lavori. Per quello che riguarda il personale, colgo l'occasione appunto perché proprio in queste ore, in questi giorni, stiamo espletando i concorsi per l'assunzione di 22 persone. 22 persone, quindi un bel numero di... Categorie D, tecnici e amministrativi, categorie C, tecnici e amministrativi. Appunto perché abbiamo bisogno di personale, c'è stato il ricambio generazionale, gli uffici sono sguarniti, per cui stiamo programmando questa... Quindi è un'occasione anche per i nostri giovani per partecipare. Collaborare con l'amministrazione, con la loro competenza, la loro professionalità, no? Poi stiamo seguendo come comunità di montagna la realizzazione di un tratto di pista ciclabile nel comune di Tarcento fra Magnano Riviera e la frazione di Molinis, che è in fase conclusiva, la realizzazione proprio. Poi la fase di progettazione di un tratto che da Molinis, sempre a Tarcento, arriverà a Nimis, e abbiamo chiesto con la concertazione alla Regione un finanziamento per continuare questa pista ciclabile intervenendo nei comuni di Attimes e Faedis per arrivare via via a Torreano nel tempo, quindi a Cividale, e collegare quindi di fatto Gemona con Cividale. Ecco, in pratica 15 comuni sono una piccola provincia, no? Presidente. Come territorio sì, abitanti sono pochi, però come territorio sì, è una cosa che dimenticavo, che ci tenevo anche a sottolineare, stiamo seguendo per alcuni comuni, Tarcento in primis, ma comunque anche Lusevera e altri, gli interventi sugli edifici scolastici appunto per la sistemazione della vulnerabilità sismica. Ecco, quindi insomma un carnet insomma, pieno, ecco, in sostanza. Sì, nonostante questi 2 anni appunto in cui non si è lavorato molto, si è lavorato sotto traccia, però si sta predisponendo a quelli che immaginiamo, speriamo, possano essere gli interventi del futuro. Non dimentichiamo però che stiamo scontando il momento di adesso, quindi scontiamo l'aumento dei prezzi, la difficoltà del reperimento delle materie prime, ma anche delle armature se vogliamo, e questo è un problema non da poco. E poi non si trova anche personale, no, di lavoro, cioè le ditte sono in difficoltà proprio perché cercano ma non trovano, no? Mancano professionalità specifiche, a dirlo qua in Friuli, proprio nel settore dell'edilizia, a dirlo qua in Friuli proprio sembra una cosa più grave di quella che potrebbe essere in giro per l'Italia, però è proprio la verità. Mancano professionalità specifiche nel settore dell'edilizia. Ecco, qui non c'è neanche la richiesta. No, diciamo di lavorare in quel settore, in sostanza. Quello che dicono anche gli operatori, hanno difficoltà a trovare proprio personale che possa seguire i cantieri sul campo, cioè che siano operativi sul cantiere.
Quindi bisogna vedere, fare un po' di battaglia, quindi lei fa bene a fare l'appello perché chi vuole lavorare, insomma, i posti di lavoro sono quelli che sono, ma insomma in questo momento mi pare che è una cosa anche buona. Senta, sono state le elezioni ultimamente, quindi anche il referendum, eccetera. L'affluenza, come al solito, è veramente andata sotto le aspettative, insomma, no? E quindi mi pare che anche come amministratori siete un po' in allerta, perché la partecipazione è sempre una cosa essenziale, no? Sì, questo è un problema, nel senso che noi cerchiamo sempre di coinvolgere le persone. Ovviamente sbaglieremo qualcosa, però bisognerebbe forse fare un'analisi molto più approfondita. Lottiamo tanto per ottenere i diritti, pensiamo che siano scontati, tutti dovuti e automatici, pensiamo al diritto al voto, no? Ed è giusto, un diritto al voto sacrosanto, ma forse oltre che essere un diritto sacrosanto dovrebbe essere anche un dovere. E quindi non partecipare secondo me è sbagliato in partenza, ovviamente rispetto alle scelte di chi non partecipa. E mi riferisco però in particolare a questa situazione per quello che riguarda le elezioni comunali. Cioè, il fatto di non partecipare a un referendum, poi posso anche dire che è una materia tecnica, parlamentare, non lo so. Questa volta era particolarmente tecnica. Era particolarmente tecnica, lo posso capire. Ma non partecipare alle elezioni comunali è una cosa che io non riesco a capire. Non dimentichiamoci che adesso siamo sul 43, 47, 52% nei comuni anche di una certa... crollata proprio del 50%, 40%. Insomma. Meno della metà dei cittadini, dei votanti, partecipano alle elezioni del sindaco e del consiglio comunale e questo insomma, meriterebbe un'analisi approfondita. Ma i vari leader girano ma ormai più che i vari leader c'è una questione di progetti, no? Di questioni quotidiane che non vengono risolte, la burocrazia anche ci mette del proprio, per cui c'è un impasse generale, mi pare. Certo, diciamo che i leader, io parlo adesso ad esempio leader regionali, locali, sono molto presenti, bisogna riconoscerlo. Però anche lì la partecipazione, quando vengono i leader magari partecipa la parte politica che fa riferimento a quel leader, non è una partecipazione cioè, non tutta la popolazione, popolare, insomma. appunto. E quindi poi questo si ripercuote anche probabilmente in sede delle urne, in sede di votazione, in sede delle urne. Io vado a votare se mi interessa che è candidato quel speriamo che politico. riprenda un po' anche la partecipazione anche nei vari eventi popolari, come la sagra di San Pietro che diceva lei prima, che comunque può anche aiutare psicologicamente a ritornare un po' nel confronto della gente, no? Un po' di... Quello potrebbe speriamo aiutare. Sì, però dobbiamo tutti interrogarci, sì, amministratori, politici per primi, ma anche lo stesso cittadino, perché non partecipa? Ecco, questa è la domanda. Bene, allora con questa domanda del Centro Pistole del sindaco di Tarcento, Mauro Steccati, che io ringrazio molto per la sua disponibilità, naturalmente io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata con un altro primo cittadino. Alla prossima! Questa trasmissione è stata offerta da Modesto Ascensori.